che a 21 anni ha già dimostrato una forza di volontà straordinaria, dote che lei stessa tiene a definire tipicamente friulana. La storia di Giada è davvero irresistibile, un inno all'ottimismo, alla voglia di vivere, una rivincita sul destino, una lezione di coraggio. L'atleta paralimpica di Zoppola, nata a San Vito al Tagliamento il 24 agosto del 1994, era una giovanissima promessa della pallavolo quando il 2 agosto 2008, a pochi giorni dal 14° compleanno, tuffandosi nella piscina di casa, subì una lesione vertebrale che l'ha immobilizzata dal busto in giù. Dopo un lunghissimo percorso di riabilitazione al Gervasutta, è riuscita a diplomarsi al liceo di Pordenone con 100 centesimi nel luglio del 2013 e si è iscritta all'università. Ma soprattutto, spezzato il sogno della pallavolo, Giada ha saputo trovare proprio nello sport la fonte primaria per alimentare la sua forza di volontà. Ha cominciato a praticare il tennis tavolo e quel talento atletico affiorato sotto rete ai tempi del volley è tornato a risplendere grazie alla racchetta, e l'abbiamo visto. Gareggiando per la Polisportiva San Giorgio è diventata un'autentica stella del tennis tavolo paralimpico, un atleta di punta della nazionale. Dopo i successi del 2015, un oro e un argento agli europei Under 21 e un bottino analogo al Belgium Open in autunno, ora c'è il sogno a 5 cerchi del Paralimpiadi di Rio a settembre 2016. Giada sostiene di essere orgogliosa di essere nata e cresciuta in questa terra e di sentirsi profondamente legata alle sue radici. Nel suo carattere c'è tanto della gente friulana, la forza di volontà, la caparbietà, la consapevolezza dell'importanza che rivestono lavoro e impegno quotidiano, l'etica, ma anche e soprattutto la voglia di vivere. Quella voglia di vivere che le ha fatto superare tante difficoltà e che le permette di guardare con fiducia al futuro. A Rio de Janeiro sarà la portabandiera del Friuli. Giada Rossi è veramente una stella paralimpica. Nei giorni scorsi ho avuto occasione di andare a Roma a parlare con Luca Pancalli, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, il quale mi ha chiesto di accompagnare la delegazione italiana a Rio de Janeiro a settembre, quindi avrei un tifoso in più, Giada Rossi, a Rio de Janeiro. E l'ho fatto, l'ho accettato e lo farò con enorme piacere, anche e soprattutto per Giada Rossi e per gli altri 2 o 3 atleti che ci sono del Friuli Venezia Giulia che accompagneranno Giada a Rio in altre discipline. Voglio sottolineare però ancora un aspetto di quello che abbiamo già detto di Giada Rossi e che è l'aspetto di cui ho parlato sia con Pancalli sia con Marinella Ambrosio, la Presidente regionale del Comitato Paralimpico del Friuli Venezia Giulia, e che è la famiglia. La famiglia di Giada Rossi viene descritta come una famiglia modello, una famiglia tutta d'un pezzo, una famiglia etica come è Giada Rossi. Grazie Giada. Assistione Alessandro, Presidente, uomo di sport, eccolo qua. Allora, Assessore, la targa da consegnare? Sì, sicuramente, almeno c'è qualcosa di bello da vedere in fotografia, se no tra noi uomini mi sa che no, condividi, vero Alessandro? Bene, allora ci abbassiamo tutti.